buongiorno Maria Rosa, buongiorno Alessandro. Noi siamo qua oggi per cercare attraverso la nostra chiacchierata di ricostruire la vita e il ricordo di una persona che rischiava di cadere completamente nell'oblio. Oggi sappiamo che questa persona si chiamava Paolo Shaul Levi e quindi io partirei col chiedere ad Alessandro come è saltato fuori questo nome? Come mai tu hai deciso di approfondire questa ricerca? Alcuni mesi fa, in una domenica di fine marzo, una conoscente che cambiava casa e quindi aveva deciso di vendere delle suppellettili e anche alcune opere d'arte, manda, non potendosi fare visite sopralluoghi in quel periodo data la pandemia, un elenco e alcune fotografie di oggetti e anche di opere, tra cui alcuni dipinti di uno zio pittore, Tino Rosa, un pittore del novecentismo padovano che aveva avuto una qualche notorietà a suo tempo e che io avevo incontrato, nel senso che avevo studiato alcune sue opere che sono al Palazzo del Bo e al Museo Civico. E quindi rilevando questo ritratto, la cosa che mi colpì molto era sul retro l'etichetta, e questa persona che lo possiede oggi era a conoscenza di questo particolare, pur non conoscendo l'identità dell'effigiato, che il ritratto era stato esposto alla Biennale di Venezia nel 1938. L'etichetta apposta sul retro, oltre all'indicazione della mostra, la Biennale di Venezia 1938, a stampa, riporta invece a penna il titolo dell'opera, Ritratto dell'avvocato Paolo, e c'erano poi delle incertezze perché è una grafia non buona sull'iniziale del cognome, quindi si leggeva molto chiaramente Evi, ma la prima lettera poi si è ipotizzato Levi e infatti è riportato così nel catalogo ufficiale della mostra. Allora, la cosa molto singolare è che un ritratto di un professionista ebreo sia esposto nella più importante mostra internazionale d'Italia, d'arte d'Italia, nell'estate del 38, momento in cui si sta proprio facendo una sensibilizzazione per quelle che saranno poi, con una campagna stampa martellante, per quelle che saranno poi le leggi razziali, che saranno promulgate a partire da settembre di quell'anno. Altra etichetta presente sul retro è quella del premio Livorno, invece del 1939, quindi l'anno successivo, un premio sempre favorito dal regime di molta minore importanza, diciamo un premio estivo di pittura, nel quale il ritratto compare non a caso per essere stato esposto alla Biennale di Venezia nel 1938 all'interno di un concorso dedicato al ritratto dove ci furono centinaia di candidati e centinaia di opere, tra le quali poche decine, e tra queste il ritratto di Paolo Levi, vennero prescelte ed esposte. Non a caso, nella seconda etichetta, quella di Livorno 1939, il titolo diventa Ritratto, senza più l'identità dell'effigiato. In questa immagine del quadro è rappresentato l'avvocato Paolo Levi. Che cosa ti ha colpito di questo personaggio, di questa immagine, di come era rappresentato? Lui è raffigurato a mezzo busto, è seduto di tre quarti su un canapè tardo ottocentesco rivestito di un tessuto verde brillante, si vede il bordo di legno di noce di questo divano, e ha la mano sinistra che poggia su un libro aperto sul quale tiene un fiore, quindi già una cosa singolare. E anche l'abbigliamento, lui indossa una sorta di veste da camera, come una vestagliona bruno-violacea col collo a revers, sotto la quale però ha una camicia bianca, e porta all'anulare destro un'altra cosa molto particolare, un insolito anello di color corallo, che non è
non è uno stemma di famiglia, non è un anello gentilizio, forse una gemma incisa, ma sembra quasi un fiore, una cosa molto strana. E sullo sfondo c'è contro un tendaggio drappeggiato, c'è un torso classico, che però è un torso femminile, non maschile, e verso il margine sinistro c'è questo pavimento a quadrati bianchi e rossi che porta lo sguardo verso una figura femminile che si intravede appena, che pare affaccendata in una stanza adiacente. Ecco. Dopo poco ho provato a digitare il nome, Paolo Levi, certo. avvocato Paolo Levi, e mi è emersa immediatamente, ma questo dopo pochi minuti che avevo visto il quadro, la foto del centro di documentazione ebraica deportato ad Auschwitz. Quindi lì sono rimasto, cioè è stata veramente insomma, un'emozione, insomma, e quindi ho voluto saperne di più. Maria Rosa, tu che hai studiato tantissimo proprio quel periodo, il periodo delle leggi razziali, della persecuzione anti-ebraica in Italia, ma in particolare proprio a Padova, riesci in poche parole a descriverci un po' la situazione degli ebrei padovani in quel periodo, che era poi la situazione in cui viveva Paolo Shaul Levi? Sì, beh, la comunità ebraica a Padova al tempo delle leggi razziali e secondo il censimento del 1938 era composta da 756 ebrei, di cui 711 residenti in città, Quindi su una tanti. popolazione di 140.000 abitanti, e quindi con una presenza, diciamo, cospicua, una comunità notevole come numero e anche come qualità. Seconda per numero solo a Venezia, che aveva 2150 circa iscritti. Era una comunità giunta a Padova nei secoli anche in ragione dell'università, che proprio in nome della Libertas Patavina, che è nel suo motto, non aveva mai rifiutato agli ebrei l'iscrizione. E anche al tempo delle leggi razziali la presenza, questo legame con l'università era molto forte ancora, perché nel 1938 i docenti ebrei a vario titolo, titolari di cattedra, assistenti, liberi docenti, erano circa una cinquantina, cioè più o meno il 9% del totale del corpo accademico. Era una comunità colta, era anche in ragione di questo legame con l'università. A Padova aveva avuto sede fino al 1871 un importante collegio rabbinico, che aveva sede nel palazzo che attualmente ospita il liceo scientifico Nievo in via Barbarigo. Questa comunità ebraica padovana era patriottica, aveva contribuito molto al Risorgimento, aveva avuto figure di spicco anche nella storia cittadina. Ricordiamo ad esempio il sindaco Giacomo Levi Civita, sindaco da 1904 al 1910, che prima da avvocato era stato decisivo nel salvataggio della cappella degli Scrovegni dalla distruzione e ne aveva appunto consentito l'acquisizione al comune nel 1880. E era una comunità completamente assimilata e impegnata costantemente nella vita civile. Le leggi razziali e la persecuzione dispersero completamente questo grande patrimonio culturale e umano, e 47 furono le vittime nei campi di concentramento fra gli ebrei iscritti alla comunità di Padova. Successivamente, dopo la guerra, si ricompose soltanto con meno della metà della popolazione preesistente. E quindi Paolo Levi nasce in questa situazione della comunità ebraica padovana all'inizio del Novecento. E di lui, di quel primo periodo della sua vita da studente, da ragazzo, diciamo, cosa sappiamo? Sappiamo molte cose della prima parte della sua vita, li sappiamo da diverse fonti archivistiche. Per me quella da cui sono partita è l'archivio del liceo classico Tito Livio, dove aveva insegnato il padre di Paolo, Cesare Levi, professore di scienze naturali
per parecchi decenni fino alla metà degli anni '20 e dove Paolo ha studiato assieme alle sorelle Clara e Lucia. Con Lucia nella stessa classe addirittura, come gemelli, erano nati nello stesso mese, gennaio, Lucia nel 1903 e Paolo nel 1904 e insieme nella stessa classe frequentano tutto il ginnasio, bravissimi, inseguendosi proprio nel profitto, fino alla maturità nel 1922, quando ottengono tutti e due la licenza d'onore, cioè la promozione senza esami, senza dover sostenere la prova d'esame, in ragione della media dei voti che per entrambi era di 9. Dopo la maturità Paolo Levi si iscrive a giurisprudenza all'Università di Padova e anche qui l'archivio dell'università ci attesta di una carriera splendida da studente, esami con voti alti, laurea con lode nel dicembre del 1926. E poi nell'archivio dell'università sono presenti 2 richieste di certificato di laurea per iscrizione ad un corso ufficiali, che però non frequentò, o per un'altra richiesta per sostenere l'esame di procuratore, ma anche qui non risulta che abbia intrapreso questa carriera, né ci risulta che abbia esercitato la professione di avvocato. L'anagrafe storica del comune di Padova ci documenta gli spostamenti. Fino al 1933 vissero in un appartamento in via San Prosdocimo, 4, e successivamente si trasferirono in diversi alloggi nella zona del ghetto, dell'ex ghetto di Padova. E sappiamo che Paolo Levi si trasferì a Firenze dal 1930 al 1932, ma non ne conosciamo il motivo. Quindi cominciano a crearsi come delle lacune e sembra anche che si manifesti una certa indecisione. Nel 1927 Paolo pubblica assieme ad un amico, Dante Ongaro, firma una postfazione sul fascismo a Padova in coda ad un manuale scolastico per le scuole complementari. Si intitola questo scritto Il fascismo a Padova, la sua opera e la sua organizzazione, ed è un panegirico del fascismo, il che ci sorprende in una famiglia certamente non fascista, in un ambiente ebraico non fascista, frequentava il rabbino, era vicino ai giovani sionisti pur senza essere particolarmente impegnato. Forse tentava così in qualche modo di inserirsi nel mondo della scuola, magari dove già erano... Di farsi ben volere. Di farsi ben volere, forse. Comunque non conosciamo questa parte della sua vita, perde presto i genitori, a meno di 30 anni aveva già perduto il padre e la madre. E di lui cosa sappiamo poi? Sempre meno. Le leggi razziali allontanano le sorelle da Padova, avevano contribuito a organizzare la scuola ebraica, ma poi si trasferiranno a Tripoli agli inizi del 39, proprio con questo incarico di organizzare la scuola ebraica. E lì resteranno. Lucia Levi rientra nel 47 per morire già ammalata, invece la sorella Clara rimane in Libia, poi si trasferisce in Israele. E non abbiamo più notizie di Paolo Levi, non ci sono documenti nell'archivio di Stato, il fondo questura che conserva i fascicoli degli ebrei, manca il fascicolo di Paolo Levi. A un certo punto le sue tracce si fanno sempre più labili e intermittenti. Lui però rimane solo da quello Rimane che dicevi, solo. quindi. Una fonte importante per la vita di Paolo Levi, per quel poco che riusciamo a sapere, è il diario di Ada Levi. Ada Levi era a quel tempo studentessa universitaria e poi sarà moglie del rabbino di Padova negli anni delle persecuzioni. Una testimonianza importante è appunto, oltre il diario di Ada, la testimonianza orale della sorella più giovane di Ada Levi, che al tempo aveva circa 10 anni, Anna Levi, che abbiamo conosciuto e con la quale abbiamo anche brevemente parlato di Paolo Levi. Ricorda che aveva fama di essere molto intelligente, molto preparato e veniva spesso consultato per dei pareri in qualche occasione, ma
E ho aggiunto anche che la sua vita era tormentata da un problema, forse, l'omosessualità. Tu dicevi che sul quadro c'era scritto avvocato Paolo Sì, Levi, vero? sì. Però non risulta iscritto a nessun ordine. Nell'ordine degli avvocati almeno di a Padova no. No, non risulta che sia stato radiato, infatti, e adesso dobbiamo indagare a Venezia, no? Dobbiamo vedere se per caso era lì. Ma insomma anche nelle tappe successive, che ahimè sono documentate in maniera piuttosto scarna, noi sappiamo che lui nel 40 è in questo campo di internamento, perché ci sono questi campi fatti dal regime fascista per gli ebrei stranieri, ma anche per gli ebrei italiani, qualora fossero ritenuti a qualche titolo pericolosi. In realtà sappiamo che lui non era ad esempio sorvegliato dalla polizia politica, lì non ci sono documenti in questo caso, però lui è in questo campo di concentramento allo scoppio della guerra, quando l'Italia entra in guerra praticamente nel giugno del 40, che sappiamo che questo campo dura pochi mesi perché poi vengono trasferiti in un altro campo a Isola Gran Quindi Sasso. prima in che campo era? Allora, prima a Gioia del Colle, dal quale lui scrive e si dice proprio Paolo Levi di professione avvocato, rappresentante di tutti gli ebrei reclusi, invia all'Unione delle Comunità Israelitiche di Roma una richiesta in cui dice in sostanza della lamentevole situazione economica di alcuni suoi compagni internati a Gioia del Colle. Dice che questa magra diaria che veniva data serviva proprio per le esigenze quotidiane, quindi questi avevano famiglie che erano indigenti a quel punto perché non potevano sostenere. E poi sappiamo che questo campo viene soppresso perché dal campo si vedeva un aeroporto, l'Italia era in guerra, quindi non andava bene che gli internati potessero vedere una cosa militare, e quindi passano a Isola del Gran Sasso, quindi sempre in luoghi remoti, e dove noi abbiamo due fotografie, ecco quello che non ho detto, anzi tre. Una è quella che ho menzionato prima, che è un ritratto praticamente di lui, un ritratto fotografico, però durante la detenzione, e sempre con una sorta di scartafaccio, volume, manoscritto, quindi questa è sempre questa immagine dello studioso, insomma, lì non c'è più l'anello, quello del ritratto. E poi c'è un'immagine di gruppo a Gioia del Colle, dove loro sono in un esterno, perché era un ex pastificio con un cortile il luogo in cui erano detenuti, quindi sono fotografati i detenuti e lui ha sempre una sorta di vestaglia, non ha un cappotto come agli altri, che siamo nei mesi freddi. E poi c'è una foto invece in interni nel campo successivo, cioè a Isola del Gran Sasso. Noi sappiamo che lui è stato internato a Gioia del Colle, Sì. poi spostato a Isola del Gran Sasso, e poi lo ritroviamo attraverso queste postille nelle lettere, di questo sappiamo, a Chioggia. Sì, non solo attraverso le postille nelle lettere, nel senso che noi sappiamo, c'è la documentazione dell'arresto, è stato pubblicato, insomma, che lui è stato arrestato il 5 dicembre, perché sappiamo che a Venezia furono particolarmente zelanti, per cui praticamente il 30 c'è l'ordinanza di Buffarini Guidi con l'ordine d'arresto su tutto il territorio nazionale, a Venezia fanno la retata tra il 5 e il 6 e Chioggia era provincia di Venezia. Quindi viene arrestato lui, viene arrestato il giovane che poi scrive le lettere, che hanno avuto poi una vicenda incredibile, sono state rimaste di proprietà privata e solo pochi anni fa sono state pubblicate dalla nipote di questo ragazzo che non ha mai conosciuto lo zio, con le postille di Paolo Levi che per noi sono preziose. E sappiamo che insomma vengono detenuti a Venezia, perché ci sono questi campi di concentramento provinciali, quindi come c'era Voeuganeo per Padova e Rovigo, c'era la casa di riposo israelitica per Venezia, e da lì partono le prime lettere, dopodiché loro 31 dicembre vengono condotti a Fossoli in Emilia vicino a Carpi, da dove partono poi altre lettere. E sappiamo che lui si adoperava, Paolo Levi, sempre si occupa degli aspetti legali, lavora nell'ufficio assistenza col rabbino di Modena, tiene lezioni di letteratura nel campo di concentramento, quindi c'è sempre questa costante adoperarsi per gli altri, insomma questa generosità. E poi vengono deportati ad Auschwitz il 22 febbraio nella stessa spedizione di Primo Levi, e lì ci sono quelle pagine
indimenticabili di Se questo è un uomo. Le prime pagine, insomma, descrivono proprio questo atroce viaggio di 4 giorni in condizioni inumane e poi l'annientamento, insomma, quindi... Non si sa neanche se lui è arrivato ad Auschwitz. Non si sa neanche se lui è arrivato, però veramente Primo Levi non ci dice erano nello stesso vagone perché avevano lo stesso cognome anche, no? E quindi non ci dice di qualcuno deceduto tra di loro, per quanto sia sempre molto asciutto lui, quindi ahimè è giunto per poi sparire lì, sì. Tutto fa pensare che dopo questo viaggio atroce di 4 giorni in condizioni inumane, in questi vagoni piombati, lui sia giunto ad Auschwitz, perché Primo Levi ci dà anche questo dettaglio, ci dice della selezione, ci dice: oggi però noi sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria che viene fatta dalla SS sulla banchina, nei campi non entrarono del nostro convoglio, che erano 650, lui ce lo dice, e ci dice che in quel vagone, che era un vagone piccolo, ed erano tutti e due, sia Paolo che Primo, avendo lo stesso cognome, quindi erano 45, ci dice che di questi 650, insomma, vengono avviati ai campi di lavoro forzato 96 uomini e 29 donne, e che di tutti gli altri, in numero di più di 500, non uno era vivo 2 giorni più tardi. Quindi tutto fa pensare che il nostro Paolo Levi, sovrappeso e per l'epoca maturo, era quarantenne, sia stato avviato direttamente alla camera gas. E così si conclude questa vita in fondo triste nel complesso. Molto, però quello che penso condividiamo è che è del tutto anomalo che un personaggio così inserito nella realtà culturale del suo tempo, che si è battuto così generosamente anche nella prigionia, e come anche portavoce proprio della dignità dei suoi compagni, che ha conosciuto un destino così tragico, non sia stato fino ad oggi degnamente commemorato, perché anche il fatto che lui non avesse famiglia, non avesse discendenti, non avesse parenti prossimi, quindi sì, il suo nome figura nella iscrizione commemorativa in comunità, no? Però si rischiava proprio di perdere memoria della complessità di questa figura, e quindi con questo ritrovamento fortuito recente del ritratto, che ci ha entusiasmato, insomma, ci ha spinto a cercare di ricostruire per quanto possibile questa personalità, e speriamo che anche chi ci ascolta voglia magari fare una sua interpretazione di questa vicenda umana, no? Che è così.